E bella per tutti voi ragazzi, io sono mi dissocio e oggi siamo qui per questa recensione della Old Friuli. Old Friuli, signore e signori. Allora, questa che è la terza recensione sulla Old Friuli ed è un mio onore farla perché credo intanto che questa Old Friuli sia veramente la serie, non mi interessa se è appena cominciato l'anno, se siamo solo al secondo mese dell'anno, non mi interessa, ma già secondo me è la serie più bella di tutto il 2021. Lo dico perché c'è il dramma, c'è la comicità, eh, c'è il gameplay di farming, che è qualcosa di sensazionale. Ci sono molti fattori che la rendono, secondo il mio punto di vista, la miglior serie dell'anno attualmente. Neanche in televisione vedi serie così. Su Netflix non trovate serie così. Su Sky non trovate serie così. Su mm, Amazon Prime, su Mediaset, sulla Rai, su Dimax, su tutti i canali del mondo non trovate una serie così. Dovete andare su YouTube e cercare Happy Farming Day Channel, recuperatevi tutto quello che vi siete persi della All Friuli, mi raccomando, non ve lo voglio ripetere più, quindi andateci immediatamente, perché altrimenti vi vengo a cercare. No, comunque dai, scherzi a parte, fatelo. E che altro c'è da dire? Cominciamo con la recensione. Allora, Paolo e Ludmilla questa volta sono d'accordo. Paolo ha capito che Ludmilla aveva ragione, che qualcosa dietro c'è, che c'è questo fantasma di Concetto dopo aver sentito la campana dell'Undertaker, anzi, della Concetta Taker, del Vongol Taker. La campana che fa presagire cose molto molto brutte. E oggi però la situazione è diventata ancora di più interessante. E perché? Allora, innanzitutto, dopo che Ludmilla e Paolo hanno discusso, è arrivato un pacco. E da chi è arrivato questo pacco? Da Zig Bobolò. Zig Bobolo che porta questo pacco e voi vi ricordate che è Zig Bobolo? Zig Bobolo è l'ex operaio della farm, della Hall Friuli di Happy Farming Day e ha fatto moltissimi danni. A quanto pare però adesso ha trovato lavoro, consegna i pacchi, un lavoro onesto. Speriamo non faccia danni, quindi finché non fa danni nella farm di Happy Farming Day siamo tutti a posto e tranquilli. Comunque, porta questo pacco, che alla fine neanche era un pacco, e Paolo appena vede che cosa c'era dentro, ce n'ho dentro, vabbè, dentro il furgone, c'è una cosa molto familiare che gli ricorda il funerale della signora Concetta. La cassa delle vongole, eh, che comunque sembra anche un po' la bara di Concetta. Diciamo che la forma quella è stata fatta apposta per lei, quella bara. Comunque, alla fine lui vede questa cassa, questo contenitore e chiede a Zigbobobobobobolo la provenienza. Legge Bari Death City. Per chi non sapesse l'inglese, Death City sarebbe città della morte, un po' come il Death Valley per l'Undertaker, insomma, per intenderci. Quindi stiamo veramente vivendo una situazione surreale. Le cose due sono: o dietro c'è qualcuno che ha organizzato tutto questo e forse potrebbe addirittura essere Zigbo Bobolo, io lo terrei d'occhio a quello lì perché non mi piace, oppure stiamo assistendo alla storia, stiamo assistendo a un episodio di Il boss del paranormal ma nella vita reale. Stiamo assistendo a un qualcosa di veramente surreale. Penso veramente che Paolo, Ludmilla e compagnia bella debbano chiamare subito Dimax, Discovery per organizzare un episodio del boss del paranormal perché a questo punto non si sa più che cosa fare. Ora Ludmilla si deve mettere d'accordo con Ernesto per questo posto, per questo famoso posto famoso del Friuli. Paolo dice che però che non vuole lasciare la sua farm, ci ha dedicato
Quanti episodi ci ha dedicato alla farm? Un sacco. Alla vita in Friuli, a tutto in Friuli. Ci ha dedicato 60 episodi, ora che sto controllando, 60 episodi nella All Friuli, non può lasciarla così. Non ci dimentichiamo che ha addirittura la road to 1 milione di euro. Paolo è molto determinato ad arrivare a quella cifra, a quella percentuale, ma forse non potrà per colpa di questo qualcuno che gli vuole rovinare i piani, oppure per colpa di questo vero e proprio fantasma. È un qualcosa di veramente preoccupante il tutto, veramente qualcosa di surreale, qualcosa di veramente, non lo so, non so come definirlo. Quindi bisogna stare attenti perché la situazione qui è seria. La situazione qui è veramente seria. In più, sempre Paolo, eh, insomma, come vi ho già detto, è molto scettico, non vuole lasciare il Friuli, però Ludmilo lo ha convinto di andare in una zona più bassa del Friuli. E io sono curioso ora, sono curioso di dove andranno, sempre se se ne andranno, e mi dispiace per la Farm, chissà quale sarà il futuro di questa serie. Comunque, un commento fuori copione, che poi fuori copione dico per la serie, perché io sto andando senza nessun copione, quindi vabbè, però Paolo, che sarebbe Happy Farming Day, penso che già l'abbiate capito, secondo me è un genio, è geniale. Già gliel'ho detto, però voglio ripeterlo perché non mi stanco mai di dirlo. Lui ha una grandissima dote sull'interpretazione dei personaggi, sulle storie, non solo qua, anche su un suo vecchio canale che lui non vuole sia nominato, infatti non lo nominerò, però comunque, insomma, credo che lui veramente sia il migliore, uno dei migliori in questo. Veramente un grande interpretatore, un grande imitatore, un grande storyteller. Quindi è per questo che la serie sta prendendo sia me e sono certo che i sostenitori più accaniti e i fan numeri uno di Happy Farming Day la pensano come me. Penso che sarete tutti d'accordo con me nel pensare che Paolo, Happy Farming Day Channel sia veramente uno storyteller pazzesco. Comunque, questa era la recensione del 60° episodio della All Friuli. Ci rimane solo che dire hype, 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 hype per il prossimo episodio. Arrivederci, grazie. Ciao belli, ciao brutti, bye bye.